Allora, buonasera a tutti e buona Pasqua a tutti da parte del BCTV. Oggi è di 15 di aprile 2026. Bene, io sono capace a commentare l'incontro, in effetti io mi devo informare su questo orario, anno che anno non me lo rammento, però qualcuno sempre me lo dà a narrare, e quindi di qualcuno di voi che sta ascoltando gli iscritti per la comunità sa messa in Goreaia, addirittura posso comunicare la prima fase del incontro in Goreai, neanche piacere di qualcuno narrata. Bene, entriamo diretto in merito delle novità, non sono tante, ma intanto vediamo come si presenta Tasadie si presenta luminosa chiara, precisa e uguale praticamente alla fotografia. Ecco qua una bella via, quindi oggi è la via del Pasqua, una bella via tutto con la schermata normale, ecco qua, ne si dice il mezzo tra videata e questo è il Caravallo, insomma, che purtroppo non è proprio come il Peglioieo, l'hanno cambiato, abbiamo fatto tutta la fiega in mezzania, non fanno bene. Comunque solo le freno con tutto da dire, si presenta qualche nughetta ora adesso al battere, insomma, e bisogna a Sassese poi, le orte e poi si incanna. Idemo scrasa, a casa solo le freno tutto da dire, ma lui non sapeva perché sei da quindi, solo le freno, o tutto da dire. Bene, la temperatura non vuole risconare, stanno sì, insomma, e quindi no, cioè, purtroppo la videata chi è escusta in questa banda bianca sul prosciutto, qui è uno schifo totale. Va bene, andiamo da Nantes, ricordiamo sul giornale, questa è sempre una pagina del Nuova Sardegna, i turisti cercano l'isola ma c'è il rischio caro voli, prenotazioni stabili, incertezze per il costo del carburante. Il ponte di Pasqua, la stagione muove i primi passi, Salvini a Badesi e all'Asinara. Quale onore! Cagliari ancora KO, la classifica inizia a fare paura a voglia. Dinamo, niente da fare, Cantù vince la sfida salvezza. Solinas apre al PD, M5 Stelle deve cambiare. Il cantante scelto per Pasquetta, condannato per violenza sessuale. L'artista Jai Santos a Dolianova scoppia la polemica. Ai ai ai. Messaggio di Pasqua per ognuno di noi. Francesco di Colomo. Andiamo dai Nanti. È la prima pagina adesso Unione, manca togliamo una via manca solo, una via manca satira, una porca miseria, la pagina dell'Unione, non è possibile. Ecco la comandata. Beh, che cattiva. Eccola qua. Ecco, la comandata che non è arrivata poi la baita, ma chi non tutto è torne di oltre 300 attivisti del centro Sardegna, alla presentazione di oltre 300
non manifestano e non rispettano lo criterio di assunzione, che praticamente sono tutto il territorio dove per l'assunto la zona pure sono scritto Caiana e questa sono in Coa e si dice che l'assunto però intanto si assumono a Isola, non assumono invece a chi è nato diritto e poi non c'è il problema. Quindi non tutto lo che la protesta sono giusta. Pasqua, prima messa per i detenuti, la diocesi in festa per incontro, i riti religiosi e tradizioni da Nuoro, Oriena fino a Rosei, Salure e Olzai. Quindi non è citato, è stato toccato il passato, vabbè, Nuoro, Oriena, Rosei, Salure e Olzai, ma si incontro si ha che te pure in vizi, si ha che te. Turismo, c'è voglia di Sardegna, ma il caro carburante incombe. L'assessore Cucureddu, prenotazioni stabili, meno concorrenza da Dubai. Cioè, è chiaro che come questa guerra, veste, quindi non si incanta a fare che la Pasqua in zona di guerra, insomma, ecco qui. In pratica in questa maniera la Sardegna è nata un vantaggio, insomma. Gallino, The Make Company, narra, per ora niente contraccolpi, resta forte l'incertezza. Sassari, la crisi dei jet fuel, del jet fuel non è ancora esplosa, ma ha già cambiato il clima, non nei numeri che per ora tengono, bensì nelle prospettive. La guerra in Iran, il blocco dello Stato di Hormuz e le prime segnalazioni di riduzione delle forniture negli aeroporti italiani, da Linate a Venezia fino a Bologna e Treviso, hanno acceso una spia che nel settore turistico viene presa molto sul serio, quella dell'incertezza. Vabbè, vabbè. Solinas guarda verso il centro-sinistra, sia PD e Civici e nei 5 Stelle, solo se cambia. Segretario del PISDAZ, pronto a convocare il congresso del partito in autunno. Chi mi critica si è fermato al 4%. Io ho riportato i 4 muri in Parlamento. Vabbè, non tutto quello che è successo. È possibile che torni a succedere. Il Partito Sardo d'Azione andrà a congresso straordinario al più tardi entro l'autunno. Il segretario Guido Solinas chiederà agli iscritti di aprire un confronto con alcuni partiti del campo largo, PD e civici, e del centrodestra, riformatori e Sardegna 120-20, centro 20-20, chiudendo però la porta dei 5 Stelle. Ci rivolgeremo alle forze politiche democratiche, liberali e riformiste per definire la piattaforma programmatica di una coalizione il cui lievito potrebbe essere proprio il sardismo, depurato dalle contraddizioni e dai conflitti del recente passato e rigenerato nelle proprie radici. Questa coalizione non sarà il campo largo e non conterrà il Movimento 5 Stelle, a meno che non trasformi radicalmente la sua natura, fino a che resta una forza di protesta organizzata. È difficile dialogare con loro, anche se come salvistici possiamo permettere il coraggio di dire cose che sono pensate da molte forze politiche. Vabbè. Nei nomi delle città, storie e curiosità. Questo è un bello libro, a Sassari, a Nuoro, l'origine dei toponimi dell'isola, l'indagine dello storico Alessandro Soggiu. Chissà quante volte ci siamo chiesti quale sia l'origine del nome di un paese o di una città della Sardegna, con il professor Alessandro Soggiu, docente storia medievale dell'Università di Sassari e componente della commissione toponomastica del comune di Sassari, abbiamo provato a ricostruire il significato di alcuni toponimi dell'isola, a partire dai più noti. Per esempio Sassari, il nome che cambia nel tempo ma conserva tracce del passato. Nel Medioevo è attestato come Tattari, Tattari Luna Langalluso, Sassarese, poi è diventato Sassari, Sassari in Italia naturalmente, lì cambia sul conquistatore. Una trasformazione linguistica che convive ancora oggi con le varianti locali. Nel Logudoro resta Tattari, mentre nel Morese sopravvive il nome più antico di Tattari, eccetera, eccetera. Cagliari, il nome è trascrizione liberamente di Callari, cioè
è diventato italiano di Nasinocche, forma medievale derivata da Calaris o Calaris o Caralis. L'insediamento fenicio e poi romano, con l'arrivo dei Pisani nasce Castel di Castro, poi semplificato in Castello. Poi Olbia, la storia del nome riflette le trasformazioni della città, Olbia con l'inedito per noi contemporanei accento sulla I, era il nome fenicio punico romano, poi il Medioevo porta Civita e con i Pisani Terranova, denominazione rimasta fino al Novecento, con l'aggiunta nel 1862 di Pausania, Terranova Pausania. Negli anni 30 il fascismo ripristinò Olbia, ma con accento sulla O. Prima di Olbia, poi è diventato Olbia. Nuoro è uno dei casi più noti di pronuncia sbagliata, il nome originario era Nugoro, poi Nuor con accento sulla U. L'aggiunta della vocale finale ha portato alla diffusione dell'accento errato per assimilazione a parole come nuora e infatti nugoro con l'accento nuor, con l'accento sulla, invece come nuoro. Stintino, poi Portocervo era Monte di Toscana, questo è un caso spesso frainteso, è attestato già nei portolani toscani, spiega lo studioso, non mettendo l'idea che sia un nome nato recentemente con una matrice turistica, invece a Catupare Portocervo è un nome antico. Portoquatu, qui il significato è più immediato, nella doppia grafica gallurese e dogudorese significa porto nascosto. Liscia di vacca, anche qui conta la grafica, che è liscia, il, L, I, L apostrofato, iscia, zisca. La forma corretta è liscia con apostrofo di vacca, dal nome dell'area paludosa, Iscia, a Ischra, Chinamunui, nella quale venivano portate al pascolo le vacche. Portobello di Gallura, un esempio moderno, è una sostituzione turistica degli anni 60-70, ha preso il posto del più antico Poltu Ecchio. Mal di ventre, possa morire di osia, data ai nomi più curiosi, è attestato già dal XIV secolo, chiarisce il soldo, smentisce la formazione dotta del XIX secolo che vorrebbe ricondurre il toponimo a Maluentu, il vento cattivo, ossia il maestrale Maluentu. Burgos, un nome che richiama la Spagna, è chiamato localmente Giumburgo, mentre la forma del plurale attestata alla fine del XVII secolo evoca molto probabilmente la città spagnola di Burgos. Poi Villanova Monteleone, eccetera, eccetera, tanto numere, tante particolarità, insomma, chi è meglio a conoscere. Dal centro-sinistra solo annunci, no, che vengono in politica, la variazione di bilancio da 750 milioni si attesta in aula a fine aprile, Fratelli d'Italia, poi solo leggine. Centrodestra critico sull'agenda della maggioranza, non c'è un'idea di Sardegna, lo fai tutto così, ma non ha un'idea manco isso di Sardegna. I dimo dicevano nati, no, che allora io due, Giovanni Vannevilla, buona Pasqua, e buona Pasqua a tutti, però nessuna menana titola este sa missa in Goreai, altro che fase 2, qui siamo alla fase 0, il centrodestra non si fida degli annunci della maggioranza. Giovedì al termine di un lunghissimo vertice con la Presidente della Regione, il segretario regionale del PD Silvio Lai aveva parlato di un contesto di dialogo positivo. L'abbiamo cercato e l'abbiamo trovato,
Ora può iniziare la fase 2 della legislatura. Vogliamo lavorare su sanità, welfare, sviluppo, politiche per i più giovani, eccetera, eccetera. Ma per l'opposizione sono solo parole, perché spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truttu, al di là delle prossime variazioni di bilancio da 750 milioni di euro, c'è davvero poco altro nell'agenda della Giunta e della maggioranza che la sostiene. Fibromialgia, sussidi a rischio. Le nuove regole sull'indennità per la fibromialgia rischiano di far slittare i pagamenti, lo sostiene il consigliere di Fratelli d'Italia Fausto Pila, che nella legislatura passata aveva proposto l'istituzione dell'IRF, indennità regionale di fibromialgia, e poi la regione Sardegna è diventata la prima e unica regione italiana a riconoscere ai fibromialgici un sussidio economico con l'auspicio di migliorare la qualità della loro vita per dare più consistenza ad una patologia per troppo tempo invisibile. Namodynamics, governare l'algoritmo, la sfida dell'era digitale, dell'intelligenza artificiale. CAO, Narata, la AI, l'intelligenza artificiale, aiuta ad ottimizzare e accelerare processi complessi. Dall'intelligence all'industria aerospaziale, l'uomo resta al centro e il cerchio per legare. Da qualche tempo cercare informazioni online non significa più soltanto scorrere una lista di risultati, sempre più spesso è un sistema di intelligenza artificiale a sintetizzare le risposte, offrendo una versione già filtrata della realtà, un cambiamento silenzioso ma profondo che ridefinisce il rapporto tra i dati di sicurezza e intelligence. E non Bonnaro tanto è scomoda la cosa, è scomoda davvero. Cagliari, così ti stai complicando la vita, purtroppo, male, male, male. Col Sassuolo, il quarto KO di fila a vantaggio di Esposito sul rigore, Garcia e Pienamonti ribaltano il risultato, da domani in ritiro. Oiaia, e come Teseo esposto se a 30 puntos, sempre il primo in due, praticamente a 3 puntos da essere retrocessione. La partita inveniente a essere Cagliari-Cremonese este proprio tutta 3 punti su Castello, quindi se la agarrare accanto a spot e poi con la rada innanzi, insomma, secondo me non può che pareggiare. Oiaia. Male male. Maltempo, viticoltura in ginocchio, coldiretti, germogli compromessi da grandine, gelate e piogge di fine marzo. Acqua, allarme fippe, serve chiarezza sui possibili rincari. Viste questa polemica appunto del suo rincaro schieragliana che è del 25% e la regione Narata che è del 3%. Contributi regionali per le PMI sarde, piccole e medie industrie, e di nuova pubblicazione il bando della regione per l'innovazione delle piccole e medie imprese. Verranno finanziate le spese materiali e immateriali a sostegno della transizione digitale. I contributi sono a fondo perduto e copriranno sino al 90% dei costi sostenuti. Le aziende devono avere sede nell'isola e operare nei settori di turismo, agroalimentare, servizi, industria, cultura, commercio e artigianato. Scadenza fissata per il 31 marzo 2027. Cresce l'allarme jet fuel, prime restrizioni in Italia in 4 aeroporti, scorte limitate a Milano, Linate, Treviso, Venezia e Bologna. Quindi benzina, schene, benzina, fossero aeroplano. Iran, Trump rilancia l'ultimatum, il tempo ormai sta per scadere. Caccia USA ha battuto, Teheran promette una ricompensa a chi consegna il pilota. Il Pakistan conferma sulla buona strada gli sforzi per mediare un cessate il fuoco.
tassare gli extra profitti, la richiesta di Giorgetti e dei ministri di Germania, Spagna, Portogallo e Austria. Il titolare del MEF narra uno strumento analogo era già stato utilizzato nel 2022, tassare gli extra profitti derivati da questa crisi energetica in un bel rastore dessa energia bisogna guadagnarne. Droni russi su Nikopol, strage al mercato, una guerra quasi dimenticata per l'Ucraina e un bimuriti sente lonti dietro, anche pure batta uno bullo come veste in America che si chiede manicare canto ideti sopra e pure culto che noi vedete. Ancora l'istruzione in Ucraina, ieri nel bollettino 6 morti e decine di feriti. Le immagini di istruzione che arrivano dall'Ucraina, da Nikopol e Kherson a Kharkiv, con edifici in fiamme dal buio della notte fino al mattino, sembrano vanificare le speranze di una tregua per il periodo pasquale, invocata anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre 4 anni dopo l'inizio del conflitto, la cui soluzione non vede orizzonte immediato, con la diplomazia in stallo e gli Stati Uniti concentrati sul fronte del Medio Oriente. In tanti dicono una cosa che è importantissima, che però è scolata in secondo piano: Houston, la gioia degli astronauti, Orion a metà strada, la Luna è vicina, la navetta Orion della missione Artemis Semis 2 è a metà strada verso la Luna e già iniziano i preparativi in vista di uno dei momenti più importanti di questa missione, il passaggio ravvicinato previsto domani sera. Dai finestrini di Integrity, come è stata chiamata la navetta, la Luna appare sempre più vicina. Guardare fuori è stata la prima cosa che hanno fatto gli astronauti. Abbiamo avuto tutta un'espressione di gioia in quel momento. Ora possiamo vedere la Luna dal portello di attracco. È uno spettacolo meraviglioso, ha detto Cristina Koch al centro di controllo di Houston. Uno stupore condiviso dai suoi colleghi Ray Wiseman, Victor Kroll e Jeremy Hansen. La navigazione sta procedendo speditamente, al punto che non è stata necessaria una delle manovre previste per correggere la traiettoria verso la Luna, e quindi la traiettoria sta andando come previsto. Terminamos questa novela de hoy, questa sigla di tancatura, e noi torniamo a intendere, scusate, non mette il volume, ecco qua, torniamo a intendere pro su questo incontro. Bene, a me sorridere, buon ascolto, dai, vestiti, adioso e metodo, ciao.